Il nostro viaggio alla riscoperta dei castelli della Sardegna prosegue tra sacro e profano, tra storie e leggende, ma soprattutto tra realtà poco conosciute. Quest'oggi, ad esempio, ci troviamo a Cagliari, città nella quale nel lontano 1324 gli aragonesi, per volontà del re Giacomo II detto il Giusto, si presentarono alle porte dell'odierno quartiere di Castello, la città di allora, nel tentativo di espugnarla con le armi e quindi di dar vita all'assedio della città. Sappiamo, come abbiamo detto nel corso della puntata precedente, che a quei tempi Cagliari si trovava infatti nelle mani dei Pisani, i quali dal 1217 crearono l'allora città sull'attuale Colle di Castello, poco dopo alla disfatta della preesistente città di Santa Igia, situata nell'omonimo stagno. Allora il castello di Cagliari era circondato e protetto da spesse mura e da maestose torri, ed oggi andremo a scoprire quel che resta dell'antico maniero sul Colle di Bonaria davanti al porto denominato De Susicu. È la stessa zona lagunare dalla quale nel lontano 1300 giunse anche lei, la cassa miracolosa che conteneva il simulacro della Madonna di Bonaria. Le immagini che avete appena visto sono degli ex voto moderni, delle persone che affidano la propria fotografia, la protezione del proprio corpo, chiedendo la stessa, ma anche la salvezza dell'anima alla Madonna di Bonaria. La Madonna di Bonaria che veniva invocata anche quando i padri mercedari, devotissimi a questa Madonna, andavano, come quel quadro ci racconta, a domandare per poterlo ottenere il riscatto degli schiavi o delle donne ridotte in schiavitù, insomma di quanti venivano prelevati dalle città, da chi arrivava dai mari, dai saraceni o dai pirati, e spesso finiva così, sbudellato, torturato. Questo quadro racconta la storia di San Serapio che viene per l'appunto eviscerato da parte degli antichi romani. Certo è un'immagine che ci racconta una tortura ai tempi dell'imperatore Diocleziano, ma non è che le cose fossero tanto diverse nel lontano 1300 e nel Medioevo. Grazie ad un permesso speciale adesso raggiungeremo un luogo che non è aperto al pubblico, non è possibile per tutti accedere nei locali più alti, quelli anche più intimi, sempre religiosi e preziosi, di questa importantissima chiesa. Addirittura su ci è stato raccontato, sono presenti anche gli appartamenti papali, il luogo nel quale è stato ospitato più di un pontefice nel corso del tempo durante a delle importantissime visite per l'appunto in questo luogo. Guardate che meraviglia, un'altra immagine della Madonna di Bonaria. Quella che noi portiamo in processione la prima domenica di luglio. E questa è esattamente una rappresentazione, certo, una copia dal vero della certo, statua certo, preesistente. Perché la statua originale non si può spostare per nessun motivo, data la sua fragilità. Sono degli ambienti, voi non potete sentirlo, profumati. Qui c'è un bellissimo odore, non vorrei esagerare, dire odore di santità, ma sicuramente questi luoghi sono dei luoghi di grande spiritualità. Sì, questa infatti è la Sala dei Profundis, quello di fronte è l'ingresso dell'appartamento di Alfonso d'Aragona, che poi viene chiamato quello del Papa. E poi noi andiamo qui dove c'è scritto clausura per entrare nella torre aragonese. Procediamo così con il vedere anche i luoghi nei quali per l'appunto questo è il luogo, il castello. È il luogo anche dove i padri si riunivano in preghiera prima di andare a mangiare.
adesso stiamo visitando il Salone delle Feste di Re Alfonso d'Aragona. Qui gli aragonesi erano soliti accogliere le persone prima della presa del castello di Cagliari, e guardate questi tavoli, queste sedie sono state realizzate con dei legni pregiati, in particolare con del legno di ginepro, che sicuramente abbondava in Sardegna nel lontano 1300, in tutto il Medioevo sardo, e sono i pezzi delle travi in ginepro che sono state smontate da dei locali precedenti o preesistenti situati sempre all'interno del castello di Bonari. E qui cosa vediamo? Vediamo i tavoli con le pietanze, con dei condimenti che sono tutt'oggi utilizzati dai padri mercedari, perché questo luogo, lo avrete già intuito, è divenuto il refettorio della chiesa della Madonna di Bonaria. Quello che vi stiamo raccontando quest'oggi è un qualcosa di inedito, perché gli appartamenti di Alfonso d'Aragona, che dapprima venne nel lontano 1300 a soggiornare in una grotta, poi creò il castello. Antonio, dove sono situati esattamente? Là in fondo qui, adesso se vogliamo possiamo entrare, se volete. Bene, procediamo così con il vedere anche i luoghi nei quali, per l'appunto, questo è il castello. È il luogo anche dove i padri si riunivano in preghiera prima di andare a mangiare. E su quel lato adesso andremo a visitare, per l'appunto a vedere quello che fu l'appartamento. E io, dato che qui fa c'è un certo tepore. Ma guarda che bello, e questo è originale. Non è stato toccato nulla. Tutto ciò che vedi, questo è, diciamo, la camera dove il re incontrava le personalità, anche nella prima, e poi guardiamo adesso la cosiddetta camera da letto con i mobili dell'epoca. Guardiamo il letto, chiaramente l'unica cosa che è stata rifatto è il bagno. Su questo lato, ma le porte le vediamo che sono delle porte vecchie, delle porte per l'appunto antiche. Guardate queste maniglie per l'appunto di legno. E qui l'unico papa che ha dormito è Paolo VI. Poi questa camera è utilizzata sempre e soltanto per i religiosi, vale a dire cardinali, vescovi, e particolarmente i vescovi che prendono possesso della diocesi, vengono qui a fare il ritiro spirituale per 8 giorni e dorme in questa camera. Bene, non ci resta che spostarci ed andare più su, in alto, sul tetto della storia, nella torre aragonese del castello omonimo. E prima di raggiungere la torre aragonese siamo rimasti fortemente colpiti dalla bellezza di questa biblioteca, con questi soppalchi, ballatoi, collezioni di libri che sono, guardate, delle vere e proprie opere d'arte, come a questo libro dove potete osservare una rappresentazione in argento con una spessa copertina, vi devo anche dire pesante, spessa all'incirca 1 centimetro. Guardate che meraviglia, un'opera completamente fatta a mano, in edizione limitatissima, con queste straordinarie illustrazioni, e che noi certamente adesso lasciamo con il massimo rispetto su questo luogo, ringraziando i padri mercedari. Non ci resta che procedere, quindi proseguire verso la bellissima torre aragonese, che vi vorrei ricordare è stata da noi già visitata in passato in una puntata televisiva che riguarda le torri del cielo. Ma dato che quest'oggi sempre di Medioevo stiamo parlando ed anche di torri di avvistamento, era quasi d'obbligo
la visita a questa importante architettura del passato, del lontano 1300, che è stata però riutilizzata a lungo nel corso dei secoli. Da torre di avvistamento militare, questa è divenuta poi torre campanaria e le campane in questo luogo hanno risuonato in più occasioni, sì per avvistare i pericoli, per avvisare le persone di quei pericoli osservati da lontano che arrivavano dal mare, ed anche per un evento miracoloso. In compagnia di padre Giovannino Tolu possiamo approfondire oltre la storia del santuario nato attorno alla torre medievale della Madonna di Bonaria. Un elemento molto importante è questa torre che ha vegliato su Cagliari ancor prima delle fortificazioni successive nell'area del castello della nostra città. Sicuramente. Adesso un guaio che con la costruzione della basilica di fronte la torre non si vede più, e si vede da dietro, dalla via Ravenna, diciamo così, no? Ma a me, più che parlare della torre come fortificazione, a me piace chiamare la torre, secondo una invocazione latina delle litanie della Madonna, Turris Eburnea, torre d'Avorio, una bella invocazione della Madonna, perché dalla chiesa non si vede, ma è proprio sopra la torre della Madonna, no? Dove arriva il cupolino, diciamo così, l'abside della Madonna, e sopra che c'è la torre aragonese. E adesso, come ad una sorta di Stargate da noi varcato, siamo entrati in una ideale porta del tempo, e vale a dire all'interno della torre aragonese, la torre del castello per l'appunto degli aragonesi, che era stato realizzato per poter fronteggiare gli attacchi dei pisani, ma soprattutto dichiarare guerra ai pisani. E su questo lato, vedete, con un fascio di luce radente stiamo illuminando e scoprendo dei legni, intese delle imbarcazioni, delle navi del periodo medievale che arrivavano dal mare, che sicuramente sono state osservate da questa torre, da questa finestra, vedete, realizzata per poter resistere ad un eventuale assedio, e quindi una finestra realizzata per poter utilizzare da questo luogo un arco con delle frecce. Abbiamo detto navi che arrivavano dal mare, navi che sono state avvistate da questa torre, e a breve faremo proprio una piccola pausa in questo luogo per portare le nostre telecamere e per mostrarvi la bellezza di una nave, per l'appunto medievale, che in questi giorni è ferma nelle acque del porto di Cagliari. Andiamo a scoprire come vivevano nel Medioevo su una nave, e poi io vi aspetto per l'appunto all'interno di questa torre e di questo castello. E per approfondire la storia di uno dei galeoni spagnoli che giungeva nella città di Cagliari, ma soprattutto in molti territori costieri della Sardegna, ci troviamo in compagnia di Paola. Buongiorno Paola. Buongiorno. Con le telecamere spente stavamo raccontando alcuni segreti di questo bellissimo galeone, che è la riproduzione fedele degli antichi galeoni che andavano in gruppo per i mari dal 1500 al 1800. E mi raccontavi che c'è una piccola perla, un piccolo segreto legato a questa campana. A cosa serviva? Sì, a due cose. Prima, per il cambio di guardia. Così si avvisava ai marinai che dormivano. E dopo serviva anche per la comunicazione con le altre barche. E c'è un'altra cosa, è una campana unica e si può vedere
dall'altra banda perché c'è una mosca che significa come la firma, come si dice la firma? La firma, il marchio di fabbrica dell'autore. Esatto. Siamo entrati in quella che viene chiamata la coperta o sala coperta di artiglieria. Il perché presto detto. Vedete? Sono presenti dei cannoni utilizzati in caso di attacco o di abordaggio di una nave come a questa, o direttamente certo di questa nave denominata il Galeon, quindi il galeone. E qui vediamo le rotte che venivano per l'appunto seguite da queste navi, dall'Oceano Pacifico addirittura all'Oceano Atlantico, collegando la zona della Spagna, toccando le coste dell'Africa, l'America del Nord, ma anche una parte del Sud America, passando certo per i Caraibi, e vi ricorderete nella moderna cinematografia alcuni film come a quelli che riproducono proprio i pirati dei Caraibi, e poi queste navi solcavano le onde del Pacifico, dove secondo i popoli del passato dimoravano dei mostri marini, delle piovre e degli altri esseri mostruosi. Voi dormite all'interno di queste camere, di questa zona, Sì. letto in delle cosiddette cucette, così vengono chiamate. Cucette? Sì. Sì. E come si dorme quest'oggi, o meglio, la notte all'interno di una nave come questa? Meglio che 300 secoli fa, ma non è comodo. Questa è un'amaca che veniva utilizzata sulla nave al posto di un classico giaciglio. Raramente vi era un vero e proprio letto. Ma possiamo immaginare che voi siete un equipaggio di circa 30 persone. Mi pare di aver capito che nel 1500 addirittura 100 persone dormivano Fino a in questo 150 persone. Sì, soltanto gli ufficiali e la gente che pagava per viaggiare dormivano là, su una camera individuale. Chissà quanto fastidio poteva creare qualcuno che magari sì, la notte... No, ma anche oggi succede questo, sì. Tra i tanti strumenti, tra le tante curiosità, ne abbiamo incontrato uno particolarissimo. A cosa serviva esattamente? Questo è un strumento che serve a misurare la velocità, ma di una forma analogica, perché oggi abbiamo le macchine, il radar, le carte nautiche. Questo si usava... buttavano questo sul mare e calcolavano le nodi che si... non so come dire. Che venivano quindi superati o che scorrevano per l'appunto... Sì, che scorrevano durante un minuto, no? E allora così sapevano la velocità. Salire questi gradini, più che gradini sono dei pioli di legno, non è semplice, però questa struttura si è conservata pressoché integra dal lontano 1300 ai giorni nostri. È una torre un poco anomala, avete visto, su un lato è rettangolare o quadrangolare, poi un altro lato è un poco smussato e quindi a mezzaluna o a semicerchio. Eccola, una parete lineare che dà per l'appunto la forma a questa torre su quel lato
una forma quadrangolare, su questo lato invece tondeggiante, e generalmente i lati tondeggianti erano quelli che avrebbero dovuto resistere in caso di assedio alle cannonate o ai colpi delle catapulte, e quindi stiamo svelando che questo lato tondeggiante era il lato orientato verso il quartiere di Castello, dunque il lato della torre che guardava con un certo sospetto il Castello Pisano. Quando vennero gli aragonesi qui nel 1300 fu realizzata per l'appunto questa torre. Abbiamo in mano delle vere e proprie opere d'arte letteraria, dei libri, manoscritti, realizzati, pensate, nel lontano 1500, e mi è stato consegnato, e io devo starci molto attento, un libro del lontano 1500. Sì. È il libro più antico, diciamo, della biblioteca. Capito? Questo è stato restaurato, però insomma è in buone condizioni. Lei si chiama Elisabetta Azzeni. È una bibliotecaria, sì, e ho preso delle informazioni, insegnante di greco e latino. E lei si sta occupando di catalogare tutte queste opere. Sì, i libri qui del convento. Però ho anche fatto studi in teologia, in quanto mi manca solo la tesi per la licenza. Signora, lasciamo questo libro dei miracoli alla sua attenta opera, sì, di custodia, di catalogazione, ma anche di trascrizione, ancora prima di traduzione. Sì. Grazie per quanto ci ha svelato e per la sua attività. Buona giornata. Quando volete ritornare noi siamo disponibili. Che poi peraltro la torre che abbiamo visto quest'oggi, ci stiamo avviando a concludere questa puntata, suona le campane in modo miracoloso. Sì, perché in uno dei tanti libri che riguarda il nostro mensile, l'Eco di Bonaria, ho letto che una sera un benefattore stava rientrando a casa sulla salita e mentre camminava delle persone poco oneste lo hanno assaltato, lo hanno picchiato perché volevano derubarlo. Ebbene, sappiamo benissimo che all'epoca le campane, il loro suono aveva delle caratteristiche per avvertire la gente per tutte le cose possibili e immaginare. Ebbene, certo, c'era il cosiddetto addoppio che avvisava dei funerali, oppure le campane a morte, oppure le campane questa che volta invece il suono delle campane, e non c'era nessuno, indicò che una persona aveva bisogno di aiuto. La gente uscì di casa, andò e riuscì a soccorrerlo e a salvarlo. Quindi questo è un altro. E poi volevo dire, se mi è permesso, prima di, e questo lo dice un napoletano, che siamo un pochino, scusami se lo dico Marcello, siamo un po' estereofili, andiamo in giro nel mondo a vedere di tutto e più di tutto, però quello che mi piange il cuore è che quando parlo con le persone, specialmente i sardi, non conoscono, o quasi tutti, non conoscono la storia della propria terra, e questo è un male, ma non perché voglio favorire questa comunità, ma solo perché qui c'è la storia. E quindi io vi invito a venire qui, oltre per la vocazione e perché siamo legati alla nostra mamma celeste che porta il nome di Bonaria, ma perché qui c'è tanta storia che merita di essere vista, di essere vissuta e di essere portata e amata nel cuore. Ed è una giusta conclusione, non lo dico nel ringraziarti Antonio per la piaccioneria, ma cari amici e amiche che ci seguite, ricordate che in questo luogo è stata fatta la storia non soltanto della Sardegna e del Regno di Sardegna, ma soprattutto del Regno d'Italia, un elemento che racconteremo prossimamente, e non ci resta che darvi l'arrivederci alla prossima puntata, e soprattutto grazie per averci seguito. Grazie a voi. E ci lasciamo alle spalle la storia del Castello di Bonaria, un castello suggestivo e che ha tanto ancora da raccontare. Nel corso delle prossime puntate spazieremo in altri castelli della Sardegna, passando da quello di Sardara a quello di Monastir, dal castello di Acquafredda Siliqua a quello di Bosa. Arrivederci al prossimo viaggio.